Una conferenza stampa oggi per illustrare al territorio le tante iniziative che state finanziando con gli ex fondi 2000-2006. Sì, devo dire che più che una conferenza stampa è un invito a tutti i sindaci ai quali, per renderli edotti di quelli che sono i lavori che interessano il loro territorio. Devo dire che al mio insediamento ho trovato una situazione delle risorse finanziarie molto carente, tuttavia devo anche dire che sono arrivati dei finanziamenti sia per quanto riguarda la viabilità, sia per quanto riguarda la messa in sicurezza delle scuole e per quanto riguarda l'ambiente. Per quanto riguarda la viabilità abbiamo dei finanziamenti per un importo complessivo di 50 milioni, il piano triennale delle opere viarie. Anche per quanto riguarda le scuole della messa in sicurezza abbiamo mi pare dei finanziamenti per circa 24 milioni di euro, quindi le risorse ci sono, i progetti ci sono e io mi auguro che quando si insedieranno gli organi legittimi possano proseguire in questa attività di progettazione e di realizzazione soprattutto delle opere. Devo dire che per quanto riguarda molte opere di viabilità già sono state espletate le gare, sono stati stipulati i contratti e quindi diciamo è la fase sostanzialmente finale in cui poi inizieranno i lavori. In altri casi ancora non è stato stipulato il contratto ma è in corso di stipulazione, quindi diciamo la situazione è ben avviata. Quello a cui invece tengo è per quanto riguarda la situazione del gettito dei rifiuti da parte dei cittadini sulla pubblica via. Darò disposizioni alla Polizia Provinciale di trasmettere i verbali, oltre che di contestazione amministrativa, trasmetterli anche alla Procura della Repubblica perché secondo alcune sentenze della Cassazione vi è anche un reato, il reato di quell'articolo 639 del Codice Penale e quindi copia di questi verbali sarà d'ora in poi trasmesso anche alla Procura della Repubblica per le iniziative che riterranno del caso. La provincia, diciamo, chiamiamola così, ritorna a essere un po' organo propulsivo nel territorio dopo alcuni anni in cui si era un po' staccata la spina, addirittura c'è un periodo, come diceva il segretario, di transizione. Ecco, ritornerà a essere l'ente, diciamo, presente nel territorio secondo lei? I presupposti li abbiamo creati, sarà poi al politico di turno che sarà eletto a continuare su questa linea che io dico che è abbastanza positiva e dovrebbe dare nel breve termine anche dei risultati. Non solo la viabilità, ma ho letto che avete pensato anche alle scuole, ecco, che ultimamente erano un po' state abbandonate come un po' tutta la viabilità provinciale. Ho un po' elencato tutte le scuole in cui sono previsti dei lavori, soprattutto di messa in sicurezza sull'aspetto sismico, che quello è il problema più importante. Sono previsti numerosi lavori in varie scuole che ho elencato e che poi quella dell'edilizia scolastica è uno dei settori di competenza principale della provincia, sono la viabilità e le scuole. Ma lei si può ritenere soddisfatto di questo suo lavoro qui alla provincia di Agrigento? Diciamo che penso di aver avviato un lavoro che però dovrà essere completato dagli organi legittimi, anche perché il tempo che rimane il commissariamento credo che non vada oltre dicembre, insomma. È stato riconfermato tra l'altro? Sì, è stato riconfermato per il momento fino al 30 settembre, perché non sanno quando poi probabilmente, anche se gira la voce che vorrebbero fare le elezioni insieme alle europee, però. Lei, diciamo, è stata parte attiva anche nella redazione di questo progetto, finalmente la provincia ritorna a essere presente, in particolare nel settore delle scuole. Sì, certo, abbiamo fatto una bella programmazione di interventi, stiamo utilizzando i finanziamenti e quindi si rimette in moto la macchina e speriamo di portarli avanti nel più breve tempo possibile.